In Italia lavorano 200.000 moldavi, la sofferenza per il distacco dai figli rimasti in patria, chiamati orfani bianchi. Tornano ad aumentare le esportazioni delle nostre aziende in Russia, anche se pesano gli effetti delle sanzioni. Sempre più pensionati italiani si trasferiscono in Albania, dove il costo della vita è notevolmente inferiore. La questione degli indennizi per le vittime di crimini di guerra avvelena i rapporti tra Croazia e Bosnia. Arriva dalla Russia la responsabile della ricerca di nuove varietà resistenti di barbatelle. Asia lavora nel Pordenonese. Penso che l'Italia è un paese bellissimo. Lì le persone sono molto gentili e aiutano la mia mamma. Voglio andare in Italia, vedere quanto è bella e voglio studiare laggiù. Cred că sunt foarte buni la inimă. Andrea ha 9 anni e l'Italia non l'ha vista mai. Vive a Varvareuca, un piccolo villaggio 150 km a nord di Chișinău, insieme alla nonna Lena e suo fratello Mihai di 15 anni. Il papà fa il muratore in Francia, la mamma lavora a Bergamo, fa la badante per un anziano a 1.000 euro al mese, 10 volte lo stipendio medio moldavo. È una dei quasi 200.000 moldavi in Italia, il 70% donne. Colf, badanti, babysitter, donne delle pulizie si prendono cura dei nostri cari, ma a casa hanno lasciato famiglie e affetti. Li chiamano orfani bianchi, un fenomeno di massa in Moldova, il paese più povero d'Europa. La nonna è troppo buona, la mamma è più severa. Io le do sempre carezze. Mi dispiace perché sono lontani dai genitori, dovrebbero crescere con loro. Io li vizio, li compro tutto, ma per fortuna la loro mamma sta via solo 3 mesi. Poi torna a casa altri 3 mesi e poi riparte. Ci sono quelli che per anni non tornano. Già, Andrei e Mihai sono fortunati, perché la madre, come tanti moldavi, ha anche un passaporto rumeno, cioè europeo, e quindi può muoversi più liberamente tra le frontiere e vedere più spesso i suoi figli. Per gli altri, col solo passaporto moldavo, non è facile ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Italia o nell'Unione Europea, un contratto a lungo termine. Resta il lavoro al nero, ma se esci rischi di non poter tornare. La casa di Andrei e Mihai è vecchia, ma per gli standard moldavi non è la più povera. Un bagno nuovo, televisore a LED, computer, i regali di mamma e papà. Come molti figli di emigrati moldavi nelle campagne, vestono meglio, hanno più giocattoli, migliore istruzione. In giardino le fondamenta di quella che sarà la nuova casa, costruita coi soldi che guadagneranno i genitori all'estero. Andrea, è tutta a scuola? Da. Da Varvareuca, 3.000 abitanti scarsi, tanti sono partiti per lavorare all'estero, in Europa o in Russia. In questo doposcuola pomeridiano, finanziato dall'Italia, quasi tutti i minori hanno genitori emigrati, ci dice la maestra. Мама la Moscova, почти у всех за границей работает. Un vuoto difficile da colmare, un problema che investe l'intera società. Oggi quasi un quarto della popolazione moldava vive o lavora all'estero e 270.000 bambini sotto i 14 anni hanno almeno un genitore emigrato, lontano, migliaia di chilometri. Mamma, tata, vă aștept cu nerăbdare. Mamma, papà, vi aspetto con impazienza. Vi voglio tanto bene, mi mancano molto le vostre cure e i vostri consigli. Mi basta un po' di pane, lasciate perdere i soldi, non sono così importanti nella vita. Per aiutarli, senza pietismi, l'ONG Terre des Hommes ha lanciato la campagna Famiglie senza frontiere. Obiettivo: far comunicare di più figli e genitori divisi dalla distanza, anche scrivendo letterine anonime a mamma e papà. Via mai repede a casa la noi. Speriamo che tornate presto a casa perché vogliamo vedervi nella vita vera, non sullo schermo di un computer. Computerului. Fiecare familie își asumă decizia. In Moldova la situazione economica è molto difficile. Molti genitori non hanno altra scelta che partire per dare una vita migliore ai figli. Non possiamo fermare l'emigrazione, ma possiamo aiutarli a migliorare i rapporti per diminuire il trauma della distanza. Spesso i genitori cercano di riempire il vuoto con soldi e beni materiali, ma non danno ai figli ciò di cui hanno veramente bisogno. Qualcuno che gli dica buonanotte ogni sera. Alcuni bambini si sentono abbandonati, soffrono di depressione, ansia, crescono in fretta, diventando subito autonomi, ma perdono la loro adolescenza. La distanza può creare un abisso che diventa col tempo molto difficile da recuperare, specie per i figli della prima ondata di emigrazione, quando non c'era Skype.
Vladimir Putin è pronto a subentrare a se stesso, scontata la sua rielezione, la quarta dal 2000. Le urne in Russia si apriranno domenica prossima e il presidente in carica conta di portare ai seggi almeno il 70% degli aventi diritto. Il voto arriva in un periodo favorevole per l'economia del paese, grazie soprattutto alla stabilizzazione del prezzo degli idrocarburi. E la nostra industria ne trae beneficio, anche se si fanno sentire gli effetti delle restrizioni decise nel 2014 dall'Unione Europea a seguito dell'annessione della Crimea e delle controsanzioni decise da Mosca. Tra le imprese italiane che operano in Russia con successo nonostante l'embargo c'è la Codest, che si è aggiudicata una commessa da $700 milioni. Nella capitale sta realizzando lo stadio di calcio della Dinamo, un'arena multiuso, 2 alberghi e un'altra decina di edifici per abitazioni e uffici. Certamente sono state sanzioni che hanno inciso negativamente sulle attività di esportazione da parte dell'Europa. Stranamente invece sono incrementate le esportazioni da parte degli Stati Uniti. Però le sanzioni hanno dato motivo alla Russia di diventare più produttrice e meno importatrice. In questo momento ci sono moltissime industrie che stanno nascendo o stanno sviluppandosi e la Russia sta lavorando per diventare sempre più indipendente. La Danieli produce impianti siderurgici in Russia da oltre 40 anni. Il suo presidente, Gianpietro Benedetti, intravede segnali positivi per l'export anche grazie al sostegno delle banche. Il sistema russo bancario non era e non è ancora organizzato in proprio per grossi progetti con studi di fattibilità e sul modello americano ed europeo e di conseguenza non si trovano finanziamenti per i progetti. Oggi le cose stanno migliorando e le banche russe sono attrezzate per valutare la bontà del progetto, la credibilità dell'imprenditore e quindi disponibili a finanziare una parte del progetto stesso e quindi il mercato dovrebbe aprirsi. Le sanzioni economiche decise dalla Russia prevedono tra l'altro il divieto di importazione di prodotti agroalimentari dai paesi dell'Unione Europea. Sergio Russo, consulente dogane e certificazioni della Camera di Commercio italo-russa, parla di un'arma a doppio taglio per le nostre imprese. Un'azienda italiana potrebbe vendere teoricamente un prodotto all'azienda kazaka che a sua volta lo rivenderà in Russia, aggirando facilmente l'ostacolo delle sanzioni europee. Il contrario non è possibile, cioè le controsanzioni o la risposta della Russia alle sanzioni della Comunità Economica Europea non possono essere aggirate in quanto la Russia ha tecnicamente ben definito la merce non deve essere di origine e provenienza di uno dei paesi comunitari colpiti. Nonostante l'embargo, lo scorso anno c'è stata una ripresa delle nostre esportazioni verso la Russia. Quasi 8 miliardi di euro il valore delle commesse, il 19% in più del 2016. Il record si è avuto nel 2013 con quasi 11 miliardi. Ma quale situazione troveranno le nostre aziende quando cesseranno le sanzioni? Christian Denadai della Camera di Commercio italo-russa. Le aziende italiane si troveranno sicuramente dei prodotti di buon livello che vengono prodotti in loco sul territorio russo e che rispetto ai nostri non sono soggetti a tutte quelle spese che riguardano il trasporto e gli oneri doganali. Dunque le aziende russe saranno fortemente competitive per prezzi più bassi e prodotto direttamente disponibile in loco. Io sono arrabbiato con lo Stato italiano, perché uno Stato serio non può permettere, dopo una vita di lavoro, che io debba andare per forza o quasi all'estero, perché in Italia non si riesce a vivere. È una vergogna per lo Stato italiano. Lavorare tutta la vita non è bastato. Carmine, Renato, Angelo, Vincenzo e Mario sono alcuni dei pensionati italiani residenti in Albania.
A più di 60 anni hanno deciso di trasferirsi dall'altra parte dell'Adriatico, dove tutto costa la metà, perché con una pensione che oscilla da 600 a 1100 euro al mese si fa fatica a pagare l'affitto, le spese sanitarie e le utenze domestiche. Secondo stime approssimative, i pensionati in Albania sono circa 200, ma non esiste un censimento ufficiale. Vivevo ad Aosta, ero residente ad Aosta, avevo una mia attività, sono un artigiano calzolaio. Ho avuto una verifica dell'Agenzia delle Entrate per cui ho chiuso l'attività. 8.000 euro di multa per ogni scontrino non emesso. L'accertamento fiscale polverizza i risparmi accumulati. La pensione non basta più. Renato fa un sopralluogo a Durazzo, poi decide di partire. Quanto prende lei di pensione? 850. Qui sta bene, in Val d'Aosta invece un po' meno? No, in Val d'Aosta è difficile vivere. Mi sono accorto appunto con i prezzi che la mia pensione qui bastava, mentre ad Aosta no. Cosa costa l'affitto in Italia? Cosa costano le bollette in Italia? Lei faccia 3 conti e mi risponde lei poi. Anche Carmine ha dovuto pagare una multa salata al fisco per una svista nella documentazione della sua attività. Da 3 anni vive con la moglie a Durazzo. Quanto prende di pensione? Io prendo circa 1.000 euro al mese, come tutti gli ex artigiani, più o meno. Cosa faceva a Novara? Meccanico di moto. Ho sempre avuto un'officina per conto mio, artigiano dal 76 fino al 2014. Con 1.000 euro invece in Albania come vive? In Albania con 1.000 euro in 2, io e la mia signora, si può vivere, si vive. In Italia non si vive. Per la pensione possiamo chiedere la defiscalizzazione in Italia, la detassazione all'INPS, e le tasse si pagano nello stato di residenza. Capisce? Naturalmente in Albania le pensioni non sono tassate ed è questo il grosso vantaggio. Il costo della vita in Albania è così basso rispetto all'Italia? Normalmente io ho stimato intorno al 50% rispetto all'Italia. Andiamo nel reparto frutta e verdura, per esempio le carote. Carote 85 lek al chilo. Sono 70 centesimi di euro. Vediamo un petto di pollo quanto costa? 680 lek al chilo. In euro? In euro sono circa 4 euro. Ci sono vari tipi di formaggio, siamo intorno ai 5-6 euro al chilo, prodotto albanese, fresco. Questo è 1,5 litri. 1,5 litri e costa 135 lek, vuol dire 1,5 euro. In 2 si mangia bene tutti i mesi spendendo dai 250 ai 300 euro. In Italia per la stessa cosa vado a spendere almeno 500 euro, da quello che abbiamo considerato, più tutte le altre spese, affitto, luce, gas e compagnia briscola, i 1.000 euro di una pensione media non bastano. La sentenza definitiva con cui il Tribunale internazionale per i crimini commessi durante le guerre nella ex Jugoslavia ha condannato i leader politici e militari dei croati di Bosnia ha riportato all'attenzione della comunità internazionale la questione dei crimini commessi dai fedeli del presidente croato Franjo Tuđman in Erzegovina dal 1992 al 1994, una sentenza la cui portata in un primo momento è stata oscurata dal suicidio in diretta del generale Slobodan Praljak. Nell'elenco dei crimini commessi da Praljak e dai suoi complici c'è anche la costituzione di lager in cui dal 1993 al 1994 furono rinchiusi più di 30.000 musulmani bosniaci. Il più famigerato di questi campi è l'eliodromo di Mostar, dove dal luglio del 1993 per 253 giorni è stato rinchiuso Edin Batlak, portavoce degli ex internati. To je presuda u svakom slučaju jednoj lošoj politici, u lošem vremenu. Questa è una condanna contro una politica malvagia, criminale. La sentenza del Tribunale dell'Aia non è una condanna di un popolo, ma è la condanna di mandanti ed esecutori, imputati con nome e cognome, i responsabili di una politica criminale. Loše, zle politiche. I giudici internazionali hanno sentenziato che la Croazia di Tuđman è responsabile per i crimini di guerra commessi dalle unità dei croati di Bosnia. Ma può una sentenza ripacificare i rapporti tra i bosniachi, i musulmani di Bosnia e i croati? Ta presuda bi morala pomoći. La sentenza sarà d'aiuto se ognuno, la singola persona, si guarderà nello specchio e cercherà di accettare le decisioni di una corte indipendente e internazionale.
Le persone oneste e di buon senso faranno propria questa sentenza e non permetteranno che gli estremisti che dicono di parlare in nome del popolo o della nazione facciano ricadere questi crimini su chi non li ha commessi. I giudici dell'Aia hanno condannato i colpevoli senza però indicare, non era loro compito, indennizi per le vittime. Gli ex deportati pensano a una causa collettiva per costringere la Croazia a pagare gli indennizi. Vesna Terselic guida Documenta, organizzazione che a Zagabria difende i diritti civili delle vittime della guerra. In Croazia i fatti sono conosciuti, i giornali indipendenti ne hanno parlato ampiamente. Quando però è stata pubblicata la sentenza c'è stata un'onda negazionista molto emotiva. Una parte dell'opinione pubblica continua a negare questa tragedia, così come la Presidente della Repubblica e il Premier. Questo è un problema serio. Nei media, e mi sento di affermarlo anche nella maggioranza dell'opinione pubblica, è però dominante la convinzione che la Croazia dovrebbe riconoscere il dolore inferto e anche istituire un fondo per indennizzare le vittime. Questa dovrebbe essere un'iniziativa autonoma della Croazia, perché semplicemente l'atto costitutivo del Tribunale internazionale dell'Aia non ha previsto meccanismi per gli indennizi per le vittime della violenza. Koji nije predvidio obeštećenje za individualne žrtve. Una situazione che sembra costringere gli ex deportati e le altre vittime di crimini di guerra a costose cause collettive sia nei tribunali croati sia a Bruxelles e Lussemburgo. Naravno da bi bolje bilo. Naturalmente la cosa migliore sarebbe che la Croazia trovasse un accordo con la Bosnia e Erzegovina e la Serbia per la creazione di un fondo comune per gli indennizi. Purtroppo però è chiaro che non c'è la volontà politica per andare in questa direzione. Vidimo da za to nema političke volje. Secondo Vesna Terselic, gli indennizi, anche se simbolici, sarebbero comunque un atto concreto di riconciliazione in una regione che non riesce ancora a superare i traumi del recente passato. Adagiata tra i fiumi Tagliamento e Meduna nella pianura pordenonese si trova la capitale mondiale delle barbatelle. Siamo a Rauscedo, nel comune di San Giorgio della Rinchimbelda. Il 30% delle piantine da vite di tutto il mondo arriva da qui. E a capo della ricerca di nuove varietà resistenti c'è una giovane donna cittadina russa. Asia Kafisova, 31 anni, esperta ibridatrice. Io sono tartara, nata in Uzbekistan, proprio il paese di nascita di uva da tavola. E dopo ho fatto la mia formazione di viticoltura e enologie in Russia, in Mosca, dopo tesi dottorale in Repubblica Ceca, dove ho cominciato a lavorare come ibridatrice anche. Un bagaglio di esperienze internazionali e un'estesa rete di contatti che ha messo a disposizione dei vivai cooperativi Rauscedo, la più grande azienda vivaistico-viticola del mondo. Siccome io sono del paese dell'est, della Russia, di Uzbekistan, Tatarstan, eccetera, ho portato tutte quelle esperienze soprattutto con uva da tavola e dopo, siccome ho lavorato come ibridatrice in Repubblica Ceca, avevo anche collaborazione con diversi centri e ricercatori europei come Germania, Austria, Cechia, Slovacchia e anche i paesi come Russia, Moldavia, Ucraina, dove loro hanno una lunghissima tradizione dell'ibridazione, di creazione di queste varietà, perché loro hanno collaborato anche con Cina. Per me era molto interessante venire qua e lavorare qua, perché adesso per fare ibridazione non basta una persona, non basta una ditta, deve essere collaborazione. È molto importante anche di essere aperte alle nuove esperienze, alle nuove talenti, perché ogni paese è diverso. In viticoltura moderna dobbiamo lavorare in squadra. In Rauscedo possiamo sviluppare molto velocemente questo programma di ibridazione in collaborazione con diversi centri di ricerca, non solo in Italia ma anche in Europa e anche in diversi paesi del mondo. Il primo innesto fu praticato in questo territorio 100 anni fa, cambiando il volto dell'economia locale e le sorti della viticoltura. Se all'inizio quello che era più interessante era di avere una varietà pura, successivamente c'è stata la necessità di avere la varietà pura, però rappresentata da diversi biotipi, quindi dai cloni. Oggi questo non basta più, è necessario avere
delle nuove varietà resistenti alle malattie, capaci di adattarsi meglio a questi cambiamenti climatici, a questi eventi eccezionali. Il cuore della ricerca è focalizzato sulle varietà autoctone migliorate. Qua in Friuli Venezia Giulia normalmente facciamo 18-20 trattamenti anche. Con queste varietà resistenti possiamo fare 2-3 trattamenti, abbassiamo quasi per 80% questi prodotti fitofarmaci e anche costi, così l'ambiente è più sano, ma anche il prodotto finale, cioè vino oppure uva da tavola, è più sano perché non ha tanti residui.